Sesta corsa, Gran Premio Augusto Calzolari, una prova per cavalli di 3 anni, soggetti piazzati classici in pista. Una corsa molto bella, molto aperta, con favorita che in chiusura è Catrinelle, giocata più di Conrad Di Poggio, che era stato invece seguito in apertura. Di scommesse sono i 7 al via, 1 Century Breed, 2 Codigal, 3 Conrad Di Poggio, 4 Catrinelle, 5 Compilation, 6 Ceres Prav, 7 Sherry Griff. Questi 7 a contendersi il Gran Premio Augusto Calzolari. Si è ritratto Ceres Prav e si parte con Catrinelle e Conrad Di Poggio che vanno a lottare. Catrinelle passa nei confronti dell'avversario. A imboccare la prima curva Catrinelle è già in vantaggio nei confronti di Conrad Di Poggio. In terza posizione Compilation a precedere Ceres Prav. I 4 più attesi sono nelle prime 4 posizioni. Non ha fatto gran partenza Century Breed, che così è rimasta in quinta posizione. Ha lasciato spazio ai primi 4, 14 e 9 per il lancio iniziale di Catrinelle, che ha già tirato sensibilmente i remi in barca e va a completare così il primo quarto di gara a passo di caccia, una frazione in 16 che porta a 39 i primi 400 metri di corsa. Curva di sinistra e il ritmo tende ancora a diminuire. Catrinelle in vantaggio, Conrad Di Poggio secondo alla corda, terza è Compilation, quarto è Ceres Prav, a precedere Century Breed, Sherry Griff e Codigal. 47,8, una frazione in meno di 17 per la curva di sinistra, e al passaggio davanti alle tribune si continua ad andare praticamente da treno. Frazione che porta al mezzo miglio in 1, 3 e 1, che per questi cavalli è davvero andare piano. Sul piede dell'1,19 si riduce tutto a una volata brevissima. Catrinelle in vantaggio, Conrad Di Poggio è secondo, Compilation è terza, Ceres Prav è quarto. Prova a muoversi all'esterno Sherry Griff per fare un po' di mossa. Trova ovviamente l'anticipo da parte di Ceres Prav, che parte di scatto e cerca di andare su Catrinelle, che ha fatto 1,17 il primo chilometro e la dritta di là in 14,7, ma con i secondi 100 metri decisamente più svelti. Arriva Ceres Prav all'attacco di Catrinelle, che sta muovendo però svelte le gambe ora per fuggire. Conrad Di Poggio è chiuso sotto in attesa di un posto per correre, lo troverà tra poco all'interno. L'ultima curva con in vantaggio Catrinelle, Conrad Di Poggio che cerca di avvicinarsi, Ceres Prav in difficoltà. Catrinelle chiude facile, ovviamente se gli fai fare 18,7 un chilometro non si batte più. Secondo è Conrad Di Poggio, terzo dovrebbe essere ancora Ceres Prav a salvarsi dal finish interno di Compilation. 27,7 la chiusa siderale, ma non poteva essere altrimenti. 1,15,5 il ragguaglio cronometrico. Catrinelle, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che guida per Santomollo e i colori della Sant'Eusebio. Il successo facile per la figlia di Philip Rock e Serenaz, che conclude il coast to coast e porta a casa il Gran Premio Augusto Calzolari con il più semplice dei percorsi di testa al secondo e Conrad Di Poggio al terzo. C'è foto molto più stretta di quello che abbiamo visto in diretta tra Compilation e Ceres Prav, con comunque Ceres Prav che potrebbe essersi salvato, ma la foto è stretta. La andiamo ovviamente dal giudice d'arrivo. Il successo però è tutto per Catrinelle, VP dell'Annunziata, la scuderia Sant'Eusebio.